Ennesima tragedia stradale avvenuta nella notte di sabato nella strada che collega il villaggio Peruzzo con San Leone. A perdere la vita è stato un agrigentino molto noto in città, Marco Chiaramonti, che a bordo del suo scooter per via di una buca ha perso il controllo della sua moto e si è andato a schiantare contro un ceppo di un albero, ove, come vedete dalle immagini, sono stati posti dei mazzi di fiori e anche una palla da tennis, perché Marco era un noto istruttore di padel e di tennis in città, molto conosciuto. Ironia della sorte, proprio 10 anni fa, nello stesso giorno, ha perso la vita il fratello Gabriele, sempre a bordo di un ciclomotore. La procura di Agrigento, come scritto Grandangolo, ha aperto un'inchiesta sulla morte di Marco Chiaramonti. Il fascicolo al momento è senza indagati e senza ipotesi di reato. Il PM ha disposto come primo passaggio dell'inchiesta il sequestro della salma, dello scooter e di un'auto che giungeva nella corsia opposta. Le indagini sono state affidate ai carabinieri che quella tragica sera sono intervenuti. I militari dell'Arma hanno già effettuato i rilievi e a quanto pare sentito i primi testimoni. La procura deciderà inoltre se disporre o meno l'autopsia. Soltanto dopo questi passaggi la salma verrà restituita ai familiari e sarà possibile celebrare funerali. L'attività investigativa dovrà chiarire inoltre se c'è un nesso tra la buca presente in quella porzione di strada e l'incidente mortale. Il sindaco di Agrigento, attraverso una sua nota stampa, ha affermato come a nome mio personale, dell'amministrazione comunale e di tutta la città, esprimo la più sincera vicinanza alla famiglia e agli amici in questo momento di dolore, con la certezza che il ricordo di Marco resterà vivo nei cuori di chi lo ha conosciuto e stimato. E il giorno del funerale, ovviamente, sarà lutto cittadino per la città. Anche il circolo del tennis di Agrigento esprime il suo cordoglio attraverso un comunicato affermando come il nostro circolo perde per sempre la sua anima. Marco Chiaramonti, maestro, amico fraterno e disponibile motore delle attività sociali del club. Più generazioni sono avvicinate al tennis e al padel grazie alla sua passione, esperienza e singolare affidabilità. Non perdiamo soltanto un grande maestro, ma il cuore pulsante e insostituibile di questo circolo. La presidente, il direttivo, i soci, gli allievi si uniscono al dolore dell'amata moglie Paola e della figlia Sofia e della madre Virginia. Anche il presidente del Consiglio Comunale di Agrigento, Giovanni Civiltà, esprime profondo cordoglio a seguito della morte vittima di un incidente stradale di Marco Chiaramonti, affermando: conoscevo da tempo Marco, tra noi vi è sempre stata una sincera amicizia, l'ho apprezzato per l'intraprendenza, la preparazione sportiva e le competenze frutto della sua esperienza che poi ha reso a disposizione degli atleti più giovani, anima e cuore pulsante del circolo del tennis.